Siamo con il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Qual è un po' il significato di questa giornata, di questo 25 aprile? Beh, come diceva Calandrei, la libertà è come l'aria, te ne accorgi quando comincia a mancare e quindi oggi siamo qui per un giorno di festa, la festa della liberazione, dalla dittatura fascista, dai crimini nazisti, e quindi vogliamo ribadire l'importanza della libertà. Abbiamo avuto episodi difficili quest'anno, dai manganelli a Pisa ai giovanissimi ragazzi delle scuole superiori fino alla situazione onestamente imbarazzante della cancellazione del palinsesto del ricordo del 25 aprile. Quindi purtroppo il fascismo non è morto, rimane ancora in qualche sotto traccia, rimane ancora un autoritarismo, non volere il dialogo. La democrazia è un bene difficile, però è l'unica cosa che abbiamo per la convivenza e per la pace, e quindi ribadire la libertà vuol dire ribadire la convivenza civile e la pace per una Europa purtroppo oggi in guerra. Speriamo per tutti gli ucraini in un futuro migliore per loro e per noi. Antonella Alestani, presidente ANPI, qual è il significato da dare a questa giornata, a questo 25 aprile? Allora, questo 25 aprile è una giornata innanzitutto di festa che ci ricorda la libertà e la dignità riconquistata da parte di tutte le italiane e di tutti gli italiani dopo 20 anni di dittatura fascista, 20 mesi di lotta di liberazione. È una giornata di storia e di memoria di chi non c'è più e storia che noi dobbiamo continuare a studiare e ad indagare. Siamo con Walter Rizzetto, deputato, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, anche lui oggi qua in piazza Primo Maggio. Qual è un po' il valore da dare a questo 25 aprile? Beh, il valore è quello che tutti riconoscono, la festa della liberazione, quindi trovo giusto essere qui senza divisioni politiche, senza polemiche, una volta per tutte. Celebriamo evidentemente ogni qualvolta si possa celebrare le libertà, e quindi è giusto essere qui oggi per testimoniare questo anche da parte dei parlamentari.